Sicuramente se interverranno delle logiche differenti in termini anche di quarantena, non potranno che agevolare. Anche l'assessore Laura Besio, politiche educative del Comune di Venezia, si dice favorevole alla quarantena ridotta per i supervaccinati, specie alla luce dell'alto numero di contagi registrati nelle scuole. Perché, per esempio, nel momento in cui abbiamo avuto 6 quarantene in contemporanea, cosa vuol dire? Non solamente 6 sezioni chiuse e con tutto quello che comporta, naturalmente anche il personale a casa, ma significa anche tutta una serie di famiglie, parliamo di sommariamente oltre un centinaio di famiglie che la settimana scorsa solo nelle comunali erano a casa, che quindi hanno dovuto anche rimodulare tutta la loro gestione familiare. Considerato che in Veneto è vaccinato l'87% dei vaccinabili e oltre il 5% dei bimbi tra i 5 e gli 11 anni, nelle 45 scuole comunali del Comune di Venezia, i bimbi, in particolare i più colpiti dal virus, dice. Nelle comunali noi abbiamo bambini dagli 0 ai 6 anni, perciò parliamo della fascia comunque di bambini che non hanno mascherine, non c'è distanziamento. Noi abbiamo fatto un'analisi per capire anche in pari arco temporale rispetto all'anno scorso il numero dei casi e devo dire che il numero di casi positivi è decisamente inferiore rispetto all'anno scorso. Va detto che si tratta più di bambini rispetto ai educatori. Fino al 23 dicembre della scorsa settimana, prima cioè della chiusura per le vacanze natalizie, e a partire dall'inizio di settembre, circa una ventina i casi di positivi al Covid nelle scuole comunali di Venezia e Mestre, che hanno dato seguito a delle quarantene. Che poi a questi si sono aggiunte delle chiusure, diciamo, di ordine cautelativo, intercorse dal momento in cui c'è stata comunicata la positività a quando poi effettivamente è stato effettuato il tampone. Urge dunque cambiare quanto prima le disposizioni governative a coprire la platea scolastica, specie tra il personale ATA. Abbiamo avuto per esempio 6 quarantene in contemporanea, quindi c'è stata una sovrapposizione. Testimonianza sicuramente che il virus comincia a veicolare in maniera un po' più veloce.